in collaborazione con Asco Trade, luce e gas, energia dalle nostre mani. Prima puntata del 2018 di Agricoltura Veneta, benvenuti in un'altra avventura. Intanto buon anno a tutti voi, un sereno 2018 carico di soddisfazioni. Dietro di me un pezzo di campagna veneta, anzi di campagna trevigiana. Questo è un campo di radicchio, ma noi non vogliamo parlare del radicchio di Treviso, non vogliamo parlare di produzione che si conclude, ma invece di vita che nasce. Allora siamo venuti a vedere dove nascono le piante che poi caratterizzano la nuova annata, il 2018. Siamo venuti in un vivaio o in un semenzaio, come si potrebbe dire, dove proprio vengono seminate le piante. Siamo con Adriano Perone, che è il proprietario. Buongiorno. Intanto, come si chiama questa sua azienda? Che cos'è? Un vivaio, un semenzaio, un florovivaismo? Cos'è? Sì, allora questa è l'azienda agricola Perone di Quinto di Treviso. In questa azienda noi coltiviamo, facciamo nascere qualsiasi tipo di piantine da orto e anche da fiore. Destinate. Suonano un serie, potremmo dire. Qui nascono le piante. Sì. Piante che dopo sono destinate alle coltivazioni orticole sia nell'ambito privato che negli orti di casa. Quindi viene il privato a prendersi le piantine dall'orto, ma anche le piantine da tenere. Diciamo che forniamo di solito i negozi. Ecco, facciamo tutte le piantine che sono destinate alla vendita in negozio e piantine che sono destinate alle coltivazioni orticole nel campo. Insomma. Quindi praticamente il radicchio che abbiamo visto, che adesso sta per essere espiantato per diventare un piatto, l'avete piantato voi, nel senso l'avete seminato voi? Sì, praticamente sono state fornite le piante per le piantine di radicchio dopo essere piantate su questo campo, e circa 20 giorni fa questo è stato raccolto. Insomma. E allora noi adesso entreremo dentro questo vivaio, questa azienda agricola, e faremo vedere le piante del 2018, però per il momento vediamoci insieme i titoli. Dove nascono le piantine che ornano i nostri davanzali o che piantiamo nei nostri orti? Il viaggio in una delle aziende leader che fornisce anche il pregiato spadone trevigiano. Il 2018 si apre con segnali di ripresa per quello che riguarda il latte, la carne suina, bovina e cunicola, che sembrano riprendere quota dopo anni di crisi. Ad indicarlo i dati di Confagricoltura Veneto, che sottolineano come sia una boccata di ossigeno per le aziende venete dopo un 2017 davvero in salita. Dal 1 gennaio è entrato in vigore il regolamento europeo che mette fine al divieto di allevare e commercializzare insetti a fini alimentari in Europa. Anche il Veneto si sta attrezzando con questo nuovo settore, anche se l'iter autorizzativo è ancora lungo. Da 5 comuni, cuore del territorio del Prosecco, il protocollo d'intesa contro il glifosato. Il disseccante chimico è vietato sia per uso professionale che per territori pubblici quanto privati. Le ordinanze al seguito di controlli sui pozzi d'acqua per irrigazione. I consigli del vostro giardiniere Adriano Favaretto per una delle piante storiche del Veneto contadino, l'albero del calicanto che riusciva a profumare il gelo invernale. Una tradizione da riscoprire per una pianta che dimostra come anche il vecchio possa fiorire. Adriano Peron, ma cosa vuol dire vivaio professionale? Vivaio professionale composto da serre di grosse dimensioni dove si possono fare tantissimi tipi di piante come serra principale è il semenzaio, dove da là partono tutte le varie piantine, le facciamo nascere tutte le varie piantine e dopo vanno distribuite sulle varie serre a seconda della temperatura necessaria. Appunto servono più serre perché ci sono diverse temperature a seconda delle piante e di come fare le piante che vengono prodotte. Ecco, a proposito di piante, io vedo qua tutto vuoto, come mai? Perché adesso siamo sul periodo invernale, per cui diciamo l'azienda è un po' ferma in questo periodo, però stiamo già lavorando per i prossimi mesi, praticamente qua già abbiamo dei gerani. Ecco, esatto, ci stiamo avvicinando perché abbiamo fatto vedere la prima parte, diciamo così, con la fine della produzione di un certo tipo e l'inizio di un altro. In questo caso siamo con? Qui siamo con dei gerani. Quanto tempo hanno? Questi qua sono stati piantati, messi a dimora sul vaso a metà novembre e saranno pronti per la vendita verso metà marzo. E questi comunque vanno tutti quanti ad aziende, non è che vanno a privati? Questi vanno ai negozi.
E sono già programmati, cioè immagino che le aziende vi abbiano già chiesto un certo tipo. Diciamo che lavoriamo con uno storico di lavoro, per cui siamo già sicuri che questo numero di piante che stiamo producendo diciamo, è sufficiente per i nostri clienti, insomma, ecco. Senta, ma chi si è inventato questa storia qua? Lei? Ma diciamo noi siamo 3 fratelli e di conseguenza assieme siamo partiti con la produzione. C'è il papà dietro, vero? Sì, c'è il papà. E voi venite a Scandolara, a vero? Scandolara, sì. E allora facciamo così, noi ci vediamo una scheda dedicata alla storia del florovivaismo e poi torneremo per raccontarvi il resto, compreso anche la nascita del radicchio rosso. Semina, ovvero l'operazione che si compie spargendo a mano o a macchina la semente nel terreno, nel modo più opportuno e nell'epoca più conveniente. Così sul dizionario è la definizione di un gesto che ha cambiato il volto dell'umanità. È stata l'azione che ha trasformato le prime tribù da nomadi a stanziali, identificando per la prima volta i terreni fertili che garantivano la sopravvivenza in alternativa alla caccia, certamente più pericolosa oltre che faticosa. Oggi la semina è una vera e propria specializzazione, se legata alla produzione orticola, e fa capo al settore vivaistico. Il vivaismo ornamentale ed orticolo è l'attività indirizzata alla propagazione e produzione di giovani piante sotto coltura protetta, ovvero in serra, da destinare al commercio su scala industriale. In questo contesto, la densità delle piante allevate risulta molto elevata, nell'ottica di ottimizzare i costi di esercizio, razionalizzare il lavoro ed aumentare la produttività. In Veneto ci sono tanti casi storici dedicati al vivaismo. A Padova notissima è la vicenda dei fratelli Sgaravatti di Saonara, che furono i fornitori di Casa Savoia, del governo di Montenegro e dell'imperatore di Germania, dei ministeri per l'agricoltura d'Italia, Serbia, Portogallo, Romania, Ungheria e Stati Uniti. Parteciparono alla piantumazione dell'Eur, sistemarono parchi e giardini delle più importanti società facenti capo alle partecipazioni statali. Nella Marca invece è da ricordare la vicenda della famiglia Van de Borre legata al procedimento dell'imbiancatura del radicchio di Treviso, anche se pochi sanno che da qui iniziò la stagione delle magnolie in tutta Italia. E sempre dai vivai di Preganziol si studiarono tecniche di semine e germinazione per talea di piante ed arbusti studiati per trattenere la sabbia dalle mareggiate, salvando la battigia delle nascenti località balneari. I Van de Borre furono ricordati, oltre che da Bepi Maffioli per il radicchio rosso, anche da Gabriele D'Annunzio, che pare si sia ispirato ai profumi del loro vivaio per la celeberrima pioggia nel Pineto. Infine i vivai trevigiani vanno ricordati anche per una delle realizzazioni edilizie più conosciute negli anni 70 del Novecento, la progettazione arborea e l'intera piantumazione di Milano 2 a Cologno Monzese provengono tutti dai terreni tra Sile e Terraglio. Come sono andate le stelle di Natale quest'anno? Ma diciamo positivamente, queste qua, quelle che vediamo qua sulla serra, sono quelle rimaste, le piante un po' di seconda scelta. Queste sono di seconda scelta? Sì, che per vari motivi... Cioè, guardate che se queste sono di seconda scelta, le prime immaginatevi cosa dovevano essere. No, sono perfettamente rotonde. È stata una bella annata, insomma. Sì, non è stato male. E queste invece sono diverse dalle altre perché sono qui e soprattutto perché sono più piccole. No, queste sono varietà che rimangono qua, ma sono state coltivate per la sperimentazione. Praticamente quando in azienda facciamo molta sperimentazione, queste sono tutte varietà che sono state provate e verranno pronte magari per il prossimo anno. Sì, già pensate. E quelle che sono sufficientemente buone saranno coltivate per l'anno prossimo. E queste perché sono rimaste qui? Sono bellissime eppure... Perché sono belle da vedere così da lontano, però sicuramente ogni pianta di queste hanno un problema. Ad esempio? Esempio, prendiamo questa, è storta, per cui non è buona per la vendita. Prendiamo un'altra, magari questa non ha chioma, è molto alta, è fatta male, per cui anche questa qua non è stata scelta. Prendiamo un'altra, questa qua è ballerina, ecco, allora questa qua è stata eliminata dalla... E queste che fine fanno? Andranno eliminate. Invece poi abbiamo queste qui che sono tutte piccoline. Che cosa è successo? Queste fanno parte delle prove
prove che ho parlato prima, e queste qua ad esempio è una varietà che non ha cestito, non ha fatto vegetazione, sarà una varietà che andrà eliminata per l'anno prossimo. Insomma, avete visto cosa vuol dire le stelle di Natale? Noi le compriamo e dietro veramente c'è un mondo. Adesso noi ci fermiamo a proposito di mondo e andiamo a sentire un po' di notizie dedicate all'agricoltura e poi torneremo per parlare ancora di questo viaggio all'interno della nascita delle piante. Parte con i migliori auspici il 2018 per l'agricoltura veneta, a sottolinearlo i dati di Confagricoltura Veneto. Segnali di ripresa per quanto riguarda il latte, la carne suina, bovina e cunicola, che sembrano riprendere quota dopo anni di crisi. Una boccata di ossigeno per le aziende venete dopo un'annata difficile, segnata da livelli di produzione insoddisfacenti con le piante che hanno sofferto le gelate primaverili prima e la siccità estiva poi, con l'aggiunta del flagello della cimice asiatica. Male il settore cerealicolo, con frumento e mais e soia che hanno risentito delle gelate e della siccità, con i prezzi al di sotto dei costi di produzione. Per quanto riguarda l'ortofrutta, le mele e le pere hanno prodotto frutti di media pezzatura, con quantità e prezzi non elevati. Male le albicocche, le pesche e le nettarine, e anche le ciliegie. Meglio le produzioni zootecniche, che si sono risollevate rispetto agli anni precedenti, con il prezzo del latte risalito a quota 40 centesimi anche grazie al boom delle quotazioni del burro in Europa. Grande ripresa per il settore suino, con l'export in aumento anche grazie alla riapertura del mercato cinese, e bene anche la carne bovina. Dal 1 gennaio è entrato in vigore il regolamento europeo sui novel food, che mette fine al divieto di allevare e commercializzare insetti a fini alimentari in Europa. Ma l'iter autorizzativo è ancora lungo. A livello europeo, dal 1 gennaio gli operatori possono fare domanda di autorizzazione e di inserimento in uno speciale registro che sarà creato ad hoc. Poi c'è il fronte italiano, con il governo che deve decidere come regolamentare il settore a livello nazionale. Anche in questo caso l'iter non è affatto breve, anche perché con le elezioni a marzo l'esecutivo ha altre gatte da pelare. Parte dai sindaci di Conegliano, San Pietro di Feletto, Tarso, Colle Umberto e Vittorio Veneto l'ordinanza che vieta l'uso dei diserbanti contenenti glifosate su tutto il territorio, aree pubbliche e private, aree agricole ed extraagricole dei comuni che hanno sottoscritto l'accordo. La necessità del provvedimento nasce da alcuni rilevamenti effettuati dal Dipartimento di Prevenzione, Distretto Pieve di Soligo dell'ULSS 2, che hanno evidenziato delle problematiche in relazione alla presenza del disseccante e del metabolita AMPA su 2 pozzi per irrigazione. Ma è vero che tutta questa storia, tutta la vostra azienda nasce da un'intuizione della mamma? Diciamo che tanti anni fa, quando facevamo solo piantine da orto, la mamma metteva vicino in serra, l'unica serra che era calda, metteva sempre le sue piante, e da là abbiamo visto che alla gente interessava più il fiore che la piantina da orto, e abbiamo cominciato anche a fare un po' di floricoltura, e da là adesso l'azienda, il 40% della produzione è in floricoltura. Appunto, floricoltura, questo è il primo fiore di primavera. Questo è il primo fiore di primavera, la primula, che comincia adesso la sua fioritura e sarà fiorita fino a tutta la primavera. Primo fiore di primavera, ma qui si può fare un viaggio nei 12 mesi. Adesso andiamo a vedere gli altri. Viola del pensiero, mese? Questi qua vanno trapiantate verso febbraio-marzo, e poi fioriscono per tutta la primavera e inizio estate. In questo viaggio nei 12 mesi floreali, a che mese siamo e che pianta è? Allora, questa è sempre una pianta che va messa fuori qui a febbraio, gennaio-febbraio, si può mettere su un balcone, è una pianta che tollera molto il freddo, per cui una delle prime piante che possono essere messe sul balcone di casa. E dura? Dura fino a tutta la primavera. E arriviamo all'estate con? Arriviamo con il garofano, una pianta perenne, si mette a dimora in febbraio-marzo, poi fiorisce per tutta l'estate, primavera-estate, ed è una pianta appunto perenne che si può avere anche per l'anno prossimo. Ecco, noi ovviamente non facciamo il resto dell'anno, perché altrimenti staremo qui altre 2 ore con tutte le piante, invece ci fermiamo con un po' di pubblicità, poi riprenderemo invece per parlare di piantine da orto e del radicchio rosso.
Seconda parte di Agricoltura Veneta, siamo nel vivaio di Adriano Peron e dei fratelli, un vivaio fatto di fiori e fatto adesso di piante da mangiare, perché qui siamo nelle piante da orto. Sì, qui questo è il semenzaio dove qua facciamo nascere tutte le piantine di vario genere. Ecco, ad esempio qui che cosa vediamo? In questo caso abbiamo dei pomodoro, queste sono le piantine che sono destinate a essere piantate in serra verso marzo e che andranno poi in produzione verso maggio-giugno. Ecco, ci fa vedere, perché i pomodori li riconoscono tutti, ad esempio questo che pomodori farà? Questo è un pomodoro della tipologia Albenga, Cioè? praticamente quello fatto un po' una conformazione un po' particolare che adesso va molto di moda. È un pomodoro molto buono da mangiare in insalata. E la pianta quanto si... Cioè ce la dobbiamo immaginare quanto grande? La pianta viene grande 1,5 metri, 2 metri come vegetazione. Sono varietà altamente professionali che non è che si possono trovare dappertutto. Nella nostra azienda cerchiamo un po' anche di far conoscere all'ubbistica questo tipo di prodotto in maniera che la gente stessa capisce che per lavorare 2 mesi e magari non produrre niente, molte volte la varietà è importante. Ecco appunto, la varietà è importante. Quanto costa un seme di questi? Questo tipo di pomodoro come seme possiamo andare dai 25 ai 35 centesimi per seme. Per seme. Quindi poi una pianta insomma deve avere il suo valore per voi che la vendete. Sì, certo. Però poi vuol dire anche una resa garantita. Dopo c'è la soddisfazione. Albenga, varietà ligure, però nel disegno com'è? Allora, l'albenga è una conformazione un po' a pera costoluto. Ecco, poi, ma qual è il cuore di bue qui tra queste piante? Sono tutte uguali? Ecco, il cuore del bue è una varietà tipicamente trevigiana, per dire, una conformazione particolare di produzione locale, per cui sono varietà che non è stata presa in mano effettivamente ancora bene dal punto di vista professionale, ma che però molto probabilmente in futuro ci sarà la possibilità di avere anche il cuore di bue nostro. Senta, ma qual è quello più buono secondo lei da mangiare? Ma di pomodoro qua ne abbiamo di tutti i gusti, si può partire a chi piace il ciliegino, a chi piace il datterino, a chi piace il pomodoro gigante, grosso, che vuole vedere un bel pomodoro. Insomma, da provare tutti, insomma, da provare tutti sì, quanti. Sì. Allora adesso cambiamo, perché non abbiamo solo i pomodori in questo semenzaio, qui invece abbiamo che cosa? Qui abbiamo del sedano, che è in germinazione. Qui abbiamo del prezzemolo, che anche questo è in germinazione. Queste sono le piante che poi troveremo, diciamo, nella primavera estate del 2018 nel nostro orto, ma anche nelle aziende agricole. Sì. In effetti, su questi qua, ad esempio, sono dei peperoni, che questi qua andranno, anche questi messi in serra verso febbraio, e pian piano poi si allargherà a tutti i vari prodotti che andranno messi in... Senta, ma perché sopra quelle piante c'è questa cosettina particolare? È il seme, questo qua, se si vede, è il seme che è stato messo sulla terra un mesetto fa circa, e adesso la pianta cresce, e questo seme qua adesso fra poco, qua appena si aprono le 2 foglioline, cadrà per terra, insomma. E queste cosa sono? Allora, queste sono delle cipolle, sono seminate verso novembre e vanno a dimora a marzo. Ecco, ma sopra lì che cosa c'è? Questo è quello che resta della pillola dove era dentro il seme. Ecco, noi andremo a vedere le pillole particolari tra un attimo, però volevo chiedere una cosa. Vengono i giardinieri a prendere fiori, piante, cose di questo genere, oppure sono solo le aziende, diciamo così, di commercio normale? No, vengono qua da noi sia giardinieri, sia negozi di fioristi, sia ortolani di tutti i generi. È vero che fornite crisantemi per il cimitero maggiore di Treviso? Sì, è vero. E allora adesso ci sentiamo i consigli del nostro giardiniere Adriano Favaretto, che ci parlerà di come mettere a posto il calicanto. Oggi parliamo di una pianta che sta quasi scomparendo un po' dal nostro sistema di piantagione, perché occupa un sacco di spazio, diciamo. Ci troviamo a parlare del Calicanthus, una pianta che sta fiorendo adesso, molto profumata, che se aumentate il volume del vostro televisore vi si aprono i polmoni dal profumo. È una pianta che dico che sta scomparendo proprio per quanto ho detto prima, crea un po' di fastidio nel contenere, ha bisogno di un certo spazio, cresce tranquillamente un po' anche in una forma irregolare, non ha bisogno di quasi nessuna potatura perché se la potate deve sempre fare rami nuovi, e siccome questo qua fiorisce sempre sui rami più vecchi possibili, questa è una pianta che avrà 50 anni,
se proprio dovete fare delle potature, cercate di farle dopo la fioritura, febbraio, diciamo, quando è finita la fioritura, e non farle a ottobre-novembre, perché sta preparando le gemme da fiori in pratica, quindi è sprecato. Ma fatela leggermente, diciamo, o quello che può disturbare il vicino, ma credo che al vicino poi si possa anche convincere che sentendo il profumo odora anche la sua parte, insomma, quindi attenzione. Ne abbiamo un altro anche che fiorisce in estate, ed è, questo è il Calicanthus precox, c'è il Floridus, che è totalmente diverso, ha un legno più profumato, è più appariscente come fiore perché magari è più bronzo, più grosso, però è un po' meno profumato, perché siamo abituati a vedere piante formate, regolari, ormai quasi fatti in serie, si può dire, perché siamo arrivati a fare anche piante in serie. Qui invece abbiamo ancora la rusticità della pianta, che lo potremo trovare solo in vecchie case contadine di una volta, come c'era il caco o altre piante, il morer. Anche il Calicanthus fa parte di una storia, fa parte della nostra cultura, della nostra cosa. Io personalmente, insomma, preferisco questo piuttosto che un olivo che non è nostro, preferisco il salice, preferisco l'acero campestre, preferisco il carpino, piante che si integrano bene nella nostra realtà di campagna e nella nostra cultura. E siamo nel cuore dell'azienda, siamo nella zona dove c'è proprio la vera e propria semina, dove il seme viene messo nel terreno e poi diventa pianta, le piante che abbiamo visto prima. Come funziona questa macchina? Allora, questa macchina prende le cassette, ci mette sopra la terra, poi c'è un rullo che gli fa il buchetto sulla terra, questa ci mette il seme dentro, dopodiché va interrato e su quella scatola là praticamente si bagna tutta la cassetta. Ecco, senta, ci fa vedere i semi. Questi sono semi di radicchio rosso di Treviso. Semi di radicchio rosso di Treviso. Ecco, guardate i semi. Sono pillole. Ecco. Per ogni pillola quanti semi ci sono? Uno. La prima domanda è, queste sono ovviamente selezionate. Quanto costa una scatola così? Qua siamo a livelli di 8-12 euro per ogni 1000 pillole praticamente. E insomma 1000 pillole non è poco. Sì, appunto, comunque qua dentro ne abbiamo circa 20.000 semi, 20.000 pillole dentro qua. Insomma, è un investimento. È un costo non indifferente. Ma di radicchio rosso quante varietà ci sono? Allora, ne abbiamo circa, per quanto riguarda il tardivo, 12 varietà circa. Ecco, che differenza c'è tra le 12 varietà? La precocità praticamente si può raccogliere da ottobre fino a marzo. E voi invece quando è che comincia, quando è che lo seminate? Allora, noi cominciamo a seminarlo circa a metà di giugno, sulle cassettine alveolate, dopodiché verso un mese, 30 giorni, 35 circa dopo dalla semina si può mettere a dimora sul campo. E quindi praticamente il viaggio del radicchio rosso di Treviso parte da giugno e finisce a ottobre. A ottobre e a marzo. Ma il nostro Adriano Peron non ha solo il radicchio rosso, dietro di noi c'è la cassaforte, che adesso vi facciamo vedere, una vera e propria cassaforte, dove dentro qui c'è un po' di tutto. Ci fa vedere un po' di semi particolari. E qui siamo nella cassaforte, qui ci sono tutti i semi che poi diventano piante e fiori. Sì, in effetti. Qual è quello che costa di più e che vale di più? Qua andiamo dal radicchio di Castelfranco al radicchio di Treviso, ho vari tipi di radicchi, dal Chioggiotto all'Usia veronese, eccetera. E poi vari tipi tra cappucci. Quello che vale di più? Quello che vale di più adesso in questo momento è questo qua di Castelfranco come seme. Quanto costa? Siamo a livelli di 14-15 euro per 1000 semi. Abbiamo visto i semi, abbiamo visto le piantine. Quanto importa invece il tempo meteorologico, diciamo così, per avere una corretta crescita delle piante? Il tempo è molto importante, specialmente gli sbalzi in temperatura che potremo avere in estate. Più ci sono sbalzi, più è problematico, sia per coltivarle, per fare le piantine per noi, sia anche per chi dopo sul campo ha necessità di irrigazioni e quant'altro. E allora proprio per questo, come ogni settimana, sentiamo quali sono le previsioni del nostro generale Giancarlo Iannicelli. I prossimi giorni saranno caratterizzati dal passaggio di sistemi perturbati che interesseranno gradualmente un po' tutta la nostra regione.
sistemi perturbati favoriti dalla presenza di una depressione che ha sostituito l'area di alte pressioni. Avremo quindi un peggioramento più sensibile nella giornata di lunedì, con precipitazioni ancora abbondanti al di sopra dei 1200-1400 metri, ma più in dettaglio prevediamo per domenica una nuvolosità ancora intensa, coprirà quasi totalmente il cielo e potremo avere delle piccole brevissime precipitazioni durante la giornata, ma il peggioramento forte sarà domenica sera e si preannuncia appunto la giornata peggiore della settimana, che sarà lunedì, con precipitazioni che ci interesseranno per quasi tutta la giornata, saranno abbondanti e localmente anche intense. Dicevamo prima, ancora precipitazioni nevose, naturalmente sui rilievi a neve si aggiungerà neve, al di sopra dei 1200-1400 metri per le temperature si mantengono piuttosto alte. Martedì un miglioramento e poi a seguire un tipo di tempo variabile, quindi avremo degli annuvolamenti, ma anche riusciremo a vedere il sole, naturalmente in tarda mattinata, perché a metà settimana potremo avere anche qualche nebbia in pianura durante le prime ore del mattino. Nuovo forte peggioramento previsto a fine prossima settimana, quindi per venerdì, soprattutto sabato e poi domenica, quindi ancora con un cielo molto nuvoloso e con precipitazioni abbastanza diffuse, ma queste poi le confermeremo. Per quanto riguarda i venti, sono deboli o qualche rinforzo dai quadranti orientali, e un'altra anomalia di questa prossima settimana saranno le temperature che si mantengono alte. Normalmente questo più o meno il periodo più freddo dell'anno, e invece avremo delle minime che in pianura almeno non scenderanno sotto lo zero, ma anche sui rilievi a bassa quota, dobbiamo salire per trovare i sotto zero, quindi avremo 5, 6, 7 gradi addirittura in pianura sopra lo zero, e le massime si avvicinano ai 10 gradi, qualche volta lo superano. Questa è l'anomalia la vera anomalia della settimana, oltre il brutto tempo intenso di lunedì. Per finire l'Alta Adriatica è previsto mosso o molto mosso. È tutto. E per le conclusioni siamo tornati dove siamo partiti, ovvero con dietro un campo di radicchio. Qui il radicchio c'è piantato perché voi lo seminate, lo piantate e poi ve lo mangiate anche. Sì, questo è un campo di prova dove noi mettiamo giù tutte le varie piantine e le portiamo come prodotto finale per vedere come sono. Cioè ve lo mangiate per dire questo prodotto buono. Che sei buono. Appunto. E quindi noi adesso andiamo a vedere nel più tipico dei nostri territori, di questi territori dove il radicchio è una produzione tipica, la parte finale per vedere proprio il vostro prodotto seminato, poi messo a dimora, messo di imbiancamento e poi ovviamente preparato. E mentre vediamo il rito della preparazione della radice del radicchio, questo è quando è stato piantato. Allora, questo è un radicchio di Treviso della varietà di dicembre, è stato seminato verso fine giugno, trapiantato verso il 10 di agosto e raccolto circa una ventina di giorni fa e adesso è pronto per essere mangiato. Senta, al chilo quanto viene venduto questo? Ma intorno ai 5-6 euro al chilo. Con tutta questa lavorazione, ma ha un futuro questo settore, visti diciamo i ricavi? Diciamo che se si ha buona volontà e passione si possono raggiungere dei buonissimi risultati. Ma un giovane lo consiglierebbe un lavoro come il suo? Ma se un giovane ha un pezzetto di terra e buona volontà lo consiglierei, è una buona opportunità sicuramente. Si conclude così questa avventura sulla vita delle piante, sulla nascita delle piante, la prima puntata di Buon Auspicio per l'Agricoltura Veneta. Grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima settimana. In collaborazione con Ascotrade, luce e gas, energia dalle nostre mani.